Buongiorno, buon inizio settimana, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio con tanti collegamenti e anche tanta cronaca, ma in primo piano come ogni lunedì il nostro sondaggio e torniamo a parlare delle manifestazioni che si sono svolte per la Palestina in questi giorni in tutta Italia e dunque lo vedete noi dopo le manifestazioni dove il Veneto si è fermato, resta il braccio di ferro sulla legittimità dello sciopero generale di venerdì con lo scontro tra governo, garante e sindacati. All'orizzonte ci sono altre proteste e astensioni dal lavoro, quindi si preannuncia un autunno davvero caldissimo. Quindi noi vi chiediamo questo, nuovi scioperi in vista per Gaza sono giusti? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 16 26 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring e potete iniziare a votare già da subito. Ed ora la cronaca con una storia che vi abbiamo già raccontato, che è quella dell'omicidio nel bresciano di Dolores Dori. È ancora ricercato il consuocero di Dolores Dori, la 44enne di origine Sinti, morta giovedì all'ospedale di Desenzano del Garda, dove è stata abbandonata dal marito per alcune ferite d'arma da fuoco all'addome e a una gamba. Secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura di Brescia, sarebbe stata vittima di una faida familiare. La vittima voleva riprendersi la figlia dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, voleva sposare un ventenne della famiglia rivale. Per questo motivo con il marito ed il figlio ha lasciato la casa a un campo nomadi del Veneziano per recarsi a Lonato del Garda, a teatro della vicenda, un campo nomadi oggi sotto sequestro dove a fare fuoco sarebbero state entrambe le fazioni. I carabinieri hanno rinvenuto diversi segni di proiettile su una Fiat 500 di colore bianco, ora abbandonata tra roulotte del campo nomadi di Lonato del Garda. Nel Veneziano a Mira è stata invece ritrovata l'Alfa Romeo Stelvio guidata dal marito della vittima per raggiungere il bresciano e per portare la donna in fin di vita all'ospedale di Desenzano. Dolores Dori sarebbe entrata nel campo di Lonato con il figlio, secondo la ricostruzione dei carabinieri, mentre il marito attendeva fuori. Non è chiaro chi abbia sparato per primo, ma i colpi esplosi sono stati davvero numerosi, tre in particolare quelli che hanno raggiunto la 44enne Sinti, figlia della regina dei Sinti di Pistoia e sorella di un collaboratore di giustizia. Ed ora andiamo invece nel Veronese, sempre per la cronaca. Un 53enne veronese ricercato da novembre del 2023 è stato individuato e catturato dai carabinieri del nucleo investigativo di Verona sul litorale mediterraneo della Spagna, a Tosa del Mar, un luogo in cui si era rifugiato nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi ad una condanna definitiva. L'uomo deve scontare una pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata in concorso e appropriazione in debito commessi a Verona, a Negrar di Valpolicella e Campagna nel 2012, falsa attestazione a pubblico ufficiale commesso a Villafranca di Verona nel 2018 ed ancora tentata rapina commessa a Casteldazzano, sempre nel Veronese, nel 2020. E noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però a Padova. Si fingevano corriere e svuotavano i furgoni con la merce destinata ai negozi del centro. La squadra mobile di Padova ha arrestato 2 cittadini cileni. La squadra mobile di Padova ha arrestato in pieno centro a Bologna 2 cittadini cileni di 57 e 55 anni, irregolari e senza fissa dimora, mentre rubavano scarpe firmate, champagne e vino dal furgone di un'azienda di consegne. Sono accusati anche di ricettazione di merce rubata da altri corrieri nel capoluogo emiliano per un danno economico accertato di circa 15.000 euro. I 2 arrestati sono sospettati di essere gli autori di altri furti simili, tra cui uno del 10 settembre scorso in centro a Padova, quando erano stati rubati contenitori di abbigliamento e accessori di marca per circa 30.000 euro ai danni di un altro spedizioniere impegnato a scaricare materiale all'interno di un negozio. Gli investigatori avevano individuato il veicolo usato per trasportare la merce rubata ai corrieri in centro a Padova, intestato a un prestanome. Il mezzo, con a bordo i 2 sospetti, è stato intercettato giovedì a Bologna.
e seguito dai poliziotti che hanno poi pedinato i 2 cileni. Uno aveva una divisa da corriere, un carrellino portapacchi, l'altro faceva da palo. Il finto corriere si è avvicinato a un furgone, lo ha aperto e ha portato via alcuni scatoloni. I poliziotti a quel punto sono intervenuti e li hanno bloccati. Dalla perquisizione del loro mezzo sono state trovate 78 paia di scarpe per un valore commerciale di circa 10.000 euro, una ventina di bottiglie di champagne da 700 euro e profumi e prodotti estetici per circa 4.000 euro restituiti ai negozi. Sono stati trovati anche arnesi da scasso e un disturbatore di frequenza per bloccare le chiusure dei veicoli. Il 57enne risulta arrestato più volte, in concorso con il complice 55enne, per furto aggravato e ricettazione in varie città del nord Italia. Nel processo per direttissima per i 2 arrestati è stata decisa la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel quartiere milanese in cui hanno riferito di abitare e l'obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria. Ed ora andiamo nel Trevigiano ed esattamente a Vittorio Veneto, dove bulli ancora in azione hanno vandalizzato un bus della MOM. Sentiamo che cosa ci dice la nostra Marta Marangon. I bus tornano a colpire su un bus della MOM dopo quanto accaduto mercoledì scorso a Vittorio Veneto. Ancora una volta dei ragazzi hanno preso di mira una corriera danneggiando pesantemente gli arredi interni. Sono stati divelti dei sedili, sono state fatte delle scritte. La linea è sempre la stessa: Vittorio Veneto Colle Umberto, diventata ormai una delle più calde della provincia di Treviso. Qui con me il presidente di MOM Giacomo Colladon. Ennesimo episodio di vandalismo, presidente. Purtroppo sì, abbiamo avuto dei danni particolari a un autobus della linea Vittorio Veneto Colle Umberto, ma anche sulla linea Vittorio Veneto Sacile. Diciamo che le persone che fanno questi danni, questi ragazzi che fanno questi danni, sono ben noti e sono di Vittorio Veneto, quindi le forze dell'ordine sono al corrente. Ho già avvisato il comando di carabinieri di Treviso e quindi sono in contatto anche con le forze dell'ordine che stanno facendo tutto quello che devono fare per garantire l'ordine pubblico. Ecco, nel caso specifico sono stati danneggiati gli arredi interni, i sedili. Avete quantificato il danno? No, stiamo quantificando il danno, però hanno danneggiato dei sedili interni, li hanno proprio divelti, li hanno strassati proprio nel vero senso della parola, quindi dobbiamo cambiarli. Per fortuna è un autobus non recente, un autobus che stiamo cambiando. Noi stiamo cambiando un po' tutti gli autobus a livello di area provinciale di Treviso, e tutti saranno con le telecamere e quindi queste cose qua saranno poi segnalate in maniera veloce. Ecco, presidente, questo di sabato è l'ennesimo episodio. Mercoledì scorso, l'abbiamo detto, era successo un altro episodio, forse ancora più grave, perché è costato una settimana di prognosi ad una addetta alla biglietteria, sempre di Vittorio Veneto, aggredita da dei ragazzi che, oltre a non pagare il biglietto, volevano salire sull'autobus con un cane senza museruola. Al diniego dell'autista hanno scatenato il putiferio. Ebbene, una situazione quindi che sta degenerando e che sta creando anche parecchia apprensione tra gli autisti MOM. Sì, sicuramente sì, però io voglio assicurare anche che siamo in contatto con le forze dell'ordine. Alle forze dell'ordine stiamo dando tutte le indicazioni dei punti più difficili per gestire il servizio di trasporto pubblico nel territorio, e quindi abbiamo grande collaborazione con il comando di carabinieri di Treviso, che ci sta dando una mano non da poco. Un appello anche a questi ragazzi e soprattutto alle loro famiglie, visto che, come lei diceva, sono soggetti noti e conosciuti. Sono soggetti noti e io non so che gusto ci trovano a fare questi danni, che poi sono degli auto a servizio della comunità. Io su queste cose non riesco a capirle proprio, nel senso, se sali in autobus, paghi il biglietto, fai il tuo viaggio, ma perché devi danneggiare un mezzo pubblico che è un mezzo di tutti noi? Questa è una cosa che non capisco. Continuiamo con la cronaca. Un bambino di 3 anni ieri è stato morso al volto da un cane ed è stato trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso.
Un momento di divertimento si è trasformato in attimi di paura per una famiglia a Nervesa della Battaglia. Nel pomeriggio un bambino di 3 anni stava giocando all'interno della cucina con un cane, un pastore del Lago Rai. Ad un tratto il piccolo è stato morso al volto dall'animale, subito soccorso dalla famiglia che ha allertato i sanitari del SUEM. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Montebelluna e l'elicottero giunto da Treviso. Il bambino, che presentava ferite sul labbro e sulla parte inferiore dell'occhio sinistro, vista la giovane età, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il fatto è avvenuto a casa del nonno del bambino. Il cane, di circa 2 anni e mezzo e regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Si tratta del secondo episodio avvenuto nel territorio, il primo nella scorsa primavera, ci spiega il sindaco di Nervesa. I bambini nel gioco sono molto irruenti e quindi l'animale magari si spaventa e può poi chiaramente agire un po' di istinto. Mi auguro che questo bambino stia bene e il tutto si risolva al meglio, quindi mi sento molto vicina ai genitori che sicuramente saranno preoccupati e avranno preso sicuramente un gran spavento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Il piccolo è stato medicato in pronto soccorso. Interazione bambini-cani, le parole dell'esperto, il veterinario Diego Cattarossi. Anche oggi un episodio di aggressione da parte di un cane a una persona, in questo caso un bambino. Sono cose che succedono con una discreta frequenza. Cerchiamo di capire perché. Nel cane non dobbiamo vedere sentimenti umani come quelli della cattiveria, come quella della premeditazione. Questi fenomeni succedono sempre per un malinteso. Stiamo parlando di 2 specie diverse, l'uomo e il cane, che per quanto abbiano fatto un lungo periodo di evoluzione insieme, parliamo di migliaia di anni, e ci sia stata una selezione da parte dell'uomo sul progenitore del cane, ovvero il lupo, verso le razze domestiche, continuiamo ad avere linguaggi diversi. La gran parte delle volte i cani dell'ambito domestico, in questo caso mi sembra di capire del nonno nei confronti del nipotino, dipendono da un malinteso. Noi possiamo intendere bello baciarci sul volto, stringersi con affetto, perché nella nostra specie e nella nostra cultura sono segni di grande affetto. Questo però non è vero per altre specie, dove durante il contatto si rimane a debita distanza e si utilizza l'olfatto, la coda, la posizione delle orecchie, la posizione delle labbra, quindi sono tutti dei meccanismi comunicativi diversi nel cane e nell'uomo. Certo, la convivenza del cane sin da cucciolo con la nostra specie lo aiuta ad apprendere questi messaggi. Cerchiamo sempre di avere un atteggiamento rispettoso dell'etologia di specie e soprattutto se si tratta di bambini ci deve sempre essere la figura di un adulto a sorvegliarli durante l'interazione con i propri animali domestici. Un caso di chikungunya a Montengalda, una malattia febbrile acuta trasmessa dalla puntura delle zanzare. Il sindaco Andrea Nardin, avvisati gli enti preposti, ha avviato la disinfestazione selettiva. Comune Montegalda abbiamo appunto un caso di chikungunya, quindi una malattia tropicale che arriva nel nostro piccolo paese ed è scattata immediatamente la profilassi, quindi questo è il messaggio più importante. Nei prossimi giorni per 3 volte consecutive verrà attivato un trattamento contro le zanzare affinché non si diffonda questa malattia. Si è concluso il primo ciclo di trattamenti preventivi contro le zanzare adulte a Montegalda a seguito del primo caso segnalato in comune della pericolosa malattia caratterizzata da febbre alta e forti dolori addominali. Anche se la mortalità del virus chikungunya è generalmente bassa, resta elevato il rischio per le persone fragili. L'insetticida è stato nebulizzato nelle notti del weekend, per cui è stato necessario evitare contatti con ortaggi, gli animali e la popolazione.
Quello che è più importante è che il clima stesso ci aiuterà nei prossimi giorni, in quanto il numero degli insetti tenderà a ridursi sensibilmente. Nessun problema per ora oltre al caso isolato, e soprattutto quello che appunto ribadisco è importante, la profilassi è stata avviata in maniera sollecita. Ringrazio l'ufficio proposto dell'ULSS e soprattutto la Regione Veneto che ci affianca in questo momento. E chikungunya anche a Udine, con un intervento urgente di disinfestazione nell'area di Viale Europa Unita. Su indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, a seguito della segnalazione di un caso umano di malattia di virus chikungunya residente in città, il Comune interverrà con una disinfestazione antizanzare straordinaria delle aree interessate. L'amministrazione rassicura che l'intervento a titolo precauzionale. La chikungunya non si trasmette da persona a persona, ma solo tramite la puntura di zanzare infette. È quindi fondamentale che tutti collaborino rispettando le prescrizioni dell'ordinanza, chiudendo le finestre per il tempo necessario ed evitando ristagni d'acqua in contenitori, bidoni o aree abbandonate, così da ridurre al minimo la presenza del vettore. L'area di intervento è centrata su Viale Europa Unita, ma considerata anche la presenza di siti sensibili, è estesa a un raggio di 400 metri complessivi, comprese aree pubbliche e private con pertinenze esterne. L'ordinanza contingibile e urgente è stata firmata dal vice sindaco Alessandro Venanzi, prevede trattamenti antizanzare, adulticidi e larvicidi a partire dalle ore 1 di lunedì 6 ottobre, eseguiti da una ditta specializzata sul suolo pubblico e, dove necessario, anche in aree private all'interno del perimetro individuato. Ed ora torniamo in Veneto ed esattamente a Vicenza, dove il Comune implementa il numero di telecamere nella ZTL, in particolare nei varchi in uscita, ma ci spiega tutto il nostro Daniele Garbin, che vedo nello schermo. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, sono in compagnia di Nicolò Anaclerio di Fratelli Italia, capogruppo. Buongiorno a tutti, grazie. E con un commerciante di qui, siamo in Corso Fogazzaro, il signor Bruno Celsano. Sì, salve, buongiorno a tutti. Ecco, il tema è questo, il Comune ha deciso di finanziare un progetto per implementare il numero di telecamere nella ZTL, infatti alle nostre spalle questa è una delle strade storiche proprio che si era mossa, è stata anche una battaglia sull'utilizzo o meno di questa forma di riduzione e limitazione del traffico. Il problema è che entrare in questo investimento, insomma, la decisione è di implementare il numero di telecamere, però in uscita al momento non ci sono, e questa decisione sembra che secondo il Comune è una situazione fuori controllo, trova invece chi non è d'accordo, soprattutto perché mancano in altre parti di città e quindi la logica è diversa che la sicurezza, no? Sì, grazie. Qui di fuori controllo abbiamo solo un centro storico che sta morendo, i negozi che stanno veramente sparendo, e qui serve implementare il traffico e le auto che raggiungono tali posti. La nostra visione è quella di magari spegnere i varchi anche in entrata, magari in alcune piazze, incentivando di parcheggiare ai cittadini le auto comode proprio per le attività commerciali che stanno scomparendo. I parcheggi in questo momento sono, lo sappiamo, in balia della criminalità, di senzatetto che comunque insistentemente chiedono l'elemosina alla questua, e quindi questo non è, per noi è inaccettabile. Tale scelta è legata solo a far cassa nelle casse comunali da parte di questa amministrazione, è legata solamente a una visione ideologica che ha fallito in tutti i sensi. E a proposito di questo punto di vista, un commerciante che è stato proprio tra i primi a suo tempo, quando si parlava di aprire al traffico seppur in maniera limitata, testimonia di come è cambiata Corso Fogazzaro, no? Sì, mia moglie ha l'attività in Contraporta Santa Croce, che comunque è la diretta conseguente di Corso Fogazzaro. Comunque Corso Fogazzaro, dati alla mano, si è visto che da quando è stato aperto al traffico gli introiti per i commercianti sono notevolmente aumentati, ed è stata la scelta vincente. Vicenza ha bisogno di aperture e non di chiusure, è un centro storico che continuiamo a dire che sta morendo, e oltretutto non è nemmeno tanto controllato, quindi ha bisogno del passaggio di auto e di incentivare le persone a venire in centro. Perfetto, allora prima di concludere la volontà è proprio semmai di dover fare investimenti in telecamere, ma di tutt'altro utilizzo, no? Sì, ovviamente la nostra volontà è quella di implementare telecamere di videosorveglianza, non di telecamere che servono solo, ripeto, a impinguare le casse comunali, di targa system che vediamo troppo spesso, magari sia incidenti dove comunque c'è la fuga da parte di chi li commette, o comunque di auto rubate, e quindi noi chiediamo più sorveglianza
sorveglianza attiva nella sicurezza e nel rispetto dei cittadini e meno tartassamenti e quindi andare a cercare veramente i soldi nelle tasche di cittadini onesti. Ecco, noi intanto ringraziamo Nicolò Naclerio, Grazie. grazie. Bruno Gelsan. Da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbini e ai suoi ospiti. Noi continuiamo e ci spostiamo a Conselve nel Padovano, dove è avvenuta una tragedia. Un'anziana è stata derubata in piazza, poi è tornata a casa ed è morta per un malore. Ce ne parla il nostro Federico Fusetti con la parte tecnica di Federico Cibotto. Lo vedo già sullo schermo. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, siamo a Conselve, io e Federico Cibotto, stiamo cercando di capire meglio i contorni di questa vicenda davvero drammatica. La signora Giovanna Trovò era seduta su questa panchina che vi mostra Federico, una panchina sulla quale si sedeva praticamente tutti i giorni, arrivava dalla sua abitazione a piedi, poco fuori dal centro di Conselve, e poi prima di tornare a casa si sedeva qui per riposarsi un po' e poi appunto rientrare nella sua abitazione. Cosa è successo? È successo che due persone, due uomini di mezza età, evidentemente l'hanno vista qui da sola seduta con la sua borsa, si sono avvicinati, uno l'ha distratta, l'altro le ha rubato la borsa e se ne sono andati. Ovviamente la signora si è accorta subito di essere stata derubata, ha chiesto aiuto e allora l'aiuto è arrivato innanzitutto dalla titolare della gioielleria che c'è qui a due passi, che è uscita per soccorrerla e per confortarla, e poi anche da persone che erano all'interno di questa tabaccheria che sono uscite, appunto si sono accorte di quello che era accaduto e sono venute dalla signora. E il titolare poi della tabaccheria ha recuperato le immagini, vedete che c'è una telecamera che proprio punta direttamente sulla panchina e le immagini sono state poi acquisite dai carabinieri che sono stati diciamo investiti di queste indagini inizialmente per un furto, il furto della borsa, ma in realtà la signora, che appunto si era sentita male, è tornata a casa. Non sono trascorse nemmeno 2 ore e diciamo lo stato di shock è diventato un malore vero e proprio. È stata chiamata l'ambulanza, sono arrivati i figli, la signora ha 4 figli, ma non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari la signora purtroppo aveva già perso la vita e quindi ovviamente ora c'è anche l'ipotesi che i due fatti siano collegati, quindi nel caso le persone vengano identificate, questi autori del furto, e denunciati, rischiano anche una pena molto più grave proprio perché diventa una morte come conseguenza di un altro reato, quindi ovviamente è una pena ben più pesante, è un reato ben più pesante. I figli li abbiamo contattati, la figlia ci ha risposto pochi minuti fa. Gli abbiamo inviato le condoglianze da parte della redazione, che ha accettato, di cui ha ringraziato, però dice che insomma i figli hanno deciso di non parlare, di chiudersi un po' nel loro dolore, ovviamente questo è più che comprensibile. Il titolare della tabaccheria è appena tornato, è stato dai carabinieri appunto per insomma formalizzare un po' la parte burocratica, carabinieri che adesso certamente si metteranno sulle tracce di queste persone che a quanto pare, quanto abbiamo sentito insomma qui dai residenti di Conselve, sono 2 persone conosciute che spesso si vedono qui nei paraggi e quindi non sono del tutto nuovi nemmeno a quanto pare alle forze dell'ordine. Questo è un po' quello che abbiamo ricostruito, Daniela, ovviamente in attesa di avere ulteriori sviluppi. Io e Federico Cibotto ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Federico. Ovviamente se ci saranno ulteriori novità, risvolti su questa tragedia, richiedici pure la linea, che saremo insomma pronti, anche perché una tragedia davvero immensa, una donna insomma prima derubata e poi colta da un malore. E noi ora ci spostiamo a Venezia per la politica. Fratelli d'Italia pronti a governare il Veneto con qualsiasi presidente. E vedo già Filippo Fois pronto. Filippo, buongiorno.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Intanto vi diciamo perché siamo qui a Venezia, perché è stata presentata una nuova sezione dell'Accademia Logistiche del Mare che prevede con dei macchinari di ultimissima generazione la possibilità di formare i ragazzi che seguono questi corsi già a guidare con delle simulazioni all'avanguardia sia le navi che i treni che le gru. È un passo fondamentale per quello che riguarda il rilancio del porto di Venezia, quello di preparare del personale già formato e quindi annullare a volte quelle differenze che ci sono tra richiesta di posti di lavoro e formazione da parte dei giovani. Sì, mettere in condizione da un lato le aziende di avere del personale già formato, dall'altro i ragazzi sapere che attraverso questo tipo di percorso formativo ci sono delle opportunità concrete per entrare nel mondo del lavoro. Tra l'altro questo si sposa anche con l'interesse in particolare in ambito lagunare di garantire la sicurezza della navigazione e la strumentazione che viene data loro nel momento in cui partecipano a questi corsi è una strumentazione all'avanguardia dal punto di vista dei simulatori, dell'implementazione con l'intelligenza artificiale, che mette in condizione questi ragazzi di comprendere perfettamente già prima di salire in una gru, già prima di salire in un rimorchiatore, in una plancia, in una nave, come lo si governa, e quindi limitando al massimo quelli che possono essere i rischi dal punto di vista degli errori e conseguentemente migliorando la sicurezza. Quindi è una scelta questa win-win-win, perché va nella direzione di garantire maggior lavoro, maggiore occupazione, personale qualificato per le imprese che lo cercano e garantire anche la sicurezza nella navigazione. Non ve l'avevo presentato, ma l'avete riconosciuto naturalmente, il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, mentre qui accanto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Lucas Pavanetto, al quale chiedo, c'è tra l'altro un progetto che questa Regione ha portato avanti con molta convinzione, che è quello della ZLS per il Porto di Venezia. Sì, è stata presentata qualche tempo fa dall'assessore Marcato, adesso sta prendendo il via e quindi speriamo che ci sia un grande risultato sotto questo punto di vista per il nostro territorio. Io aggiungo che stiamo parlando di istruzione in quest'oggi qui a Venezia, ma un'istruzione inversamente proporzionale, ovvero partiamo dalle aziende private, dal privato che oggi fa economia e sviluppa economia sul territorio, che ha una richiesta che oggi non è presente sul territorio, e quindi la possibilità di formare dei ragazzi proprio dandogli quella particolarità e quella preparazione che spesso e volentieri noi sentiamo nelle critiche di una scuola che non riesce a formare al mondo del lavoro, ma che appunto Regione Veneto e Ministero dell'Istruzione sono riusciti, e questo governo naturalmente con i finanziamenti, sono riusciti ad implementare e quindi a iniziare a dare queste risposte che servono appunto per formare quei ragazzi che all'uscita della scuola non solo possono trovare un lavoro, perché in questo caso stiamo parlando di un 95% che sono già occupati, ma possono farlo anche con cognizione di causa, come se avessero lavorato fin da subito. Adesso io però devo farvi un'altra domanda, ed è quella, siamo a un mese e mezzo dalle elezioni, la necessità di formare una lista di Fratelli d'Italia e anche un candidato alla presidenza della regione. A che punto siamo, Speranzon? Abbiamo troppa abbondanza. Allora, quando ci sono tantissime disponibilità a candidarsi, sia a livello di liste, sia rispetto alla difficoltà che hanno i leader nazionali a individuare la figura più adatta per rappresentare il governo, per rappresentare al governo i veneti nei prossimi 10 anni, chiaramente ci si prende del tempo. Il tempo è quasi... da Fratelli d'Italia si sta esaurendo in effetti. Vabbè, il tempo è quasi esaurito, nel senso che noi possiamo dire con ragionevole certezza che entro il 20 di ottobre ci sarà il nome del candidato e avremo i nomi delle liste. L'auspicio è quello che già questa settimana i veneti possano sapere chi sarà il candidato presidente di un centrodestra unito che coeso garantirà la continuazione di quei 30 anni di governo che abbiamo alle spalle anche per i prossimi 10. Ovviamente come Fratelli d'Italia ci rendiamo conto di avere una responsabilità maggiore rispetto a altre forze politiche, perché i veneti alle elezioni politiche del 2022 e ancor più alle elezioni europee del 2024 hanno scelto di dare la responsabilità maggiore del consenso proprio a Fratelli d'Italia. Non ci sottrarremo. Uno dei ragionamenti che si sente fare all'interno del suo partito è questo, cioè al di là di quello che sarà il candidato alla presidenza, può anche essere un leghista, può essere Alberto Stefani, però il grosso degli assessori per forza di
cose, viste le percentuali di forza che usciranno, saranno di Fratelli d'Italia, per cui sarà una giunta regionale con una maggioranza tutta a trazione FDI. Ma guardi, io non parlerei di poltrone, non è nostro interesse in questo momento parlare degli assessori, i numeri degli assessorati eccetera. Noi ci rimettiamo ai veneti, al consenso che vorranno dare mettendo la croce sul simbolo di Fratelli d'Italia a quelli che sono i programmi, i progetti, le donne e gli uomini che metteremo nelle liste, e poi all'esito delle elezioni, poi sulla base del consenso che i veneti ci daranno, ci sarà un peso maggiore o minore di Fratelli d'Italia all'interno della Giunta, all'interno delle scelte della Regione del Veneto. Grazie Raffaele Speranzolo. Lasciamo andare al senatore perché sappiamo che aveva un impegno, per cui rimaniamo con Luca Spavanetto, perché volevo chiederle sempre riguardo a questo benedetto nome del Presidente. Lei che tra l'altro con la sua attività amministrativa al Comune di Jesolo ha l'opportunità, un'altra opportunità per stare molto a contatto con i cittadini. C'è un po' di malumore, si sono un po' stufati forse gli elettori del centrodestra di non avere ancora il nome di un candidato. C'è qualche malessere che lei ha sentito? Allora, diciamo che l'attesa non ha aiutato sicuramente a calmare gli animi, perché ha creato aspettative e soprattutto si è discusso più di fantanomi, per così dire, più che di contenuti della regione. Però l'unica tranquillità che noi abbiamo è che questo non è successo negli altri mandati, perché naturalmente il Presidente era uscente, quindi era anche automatico, forse era più una discussione interna alla sinistra. Oggi il centrodestra si discute il nome del candidato, però credo che ci sia anche qualcosa di positivo in tutto ciò, ovvero che discute il nome del candidato sempre mantenendo, indipendentemente da dove arriverà il candidato, ovvero se da Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia, un centrodestra unito. Quindi io penso che il messaggio poi che arriva alla fine agli elettori è quello di una compagine, indipendentemente dal fatto del candidato, unita, che possa governare per i prossimi 5+5 anni, perché il prossimo governatore insomma avrà questo onere, ma anche questo grande onore di governare una regione, ma soprattutto anche rilanciarla dal punto di vista amministrativo, perché quello che preoccupa a me, al di là della parte diciamo partitica o politica in questo momento, è quello da capogruppo in Consiglio regionale, che il prossimo Consiglio regionale possa essere un Consiglio regionale che veda anche volti nuovi, ma soprattutto ulteriori amministratori con un background sul territorio che possa dare quelle risposte alle richieste che il territorio quotidianamente fa alla regione e che possa naturalmente dare insomma questa opportunità. È più difficile guidare il Veneto, voglio dire, rispetto al periodo del grande boom economico che ha contraddistinto negli ultimi decenni la nostra regione. Oggi diversi osservatori dicono una volta bastava lasciare andare le cose, andavano da sole sostanzialmente, adesso invece c'è bisogno anche di una guida politica salda per salvare la nostra economia da tutti i problemi che possono manifestarsi anche a livello internazionale come conseguenza della situazione internazionale. Allora sì, però dico anche che chi ha deciso di candidarsi e di fare l'amministratore dal più piccolo dei comuni fino al governo nazionale sa che deve affrontare grandi sfide, cioè sa che deve essere pronto al mare mosso, no? Così si suol dire. E quindi penso che sia però anche incentivante, perché chi andrà a amministrare proprio in questa situazione potrà creare qualcosa di nuovo e non governare diciamo l'ordinarietà. E quindi penso che questo sia insomma anche l'aspettativa di ognuno di noi, potendo fare qualcosa di nuovo per questo Veneto, ma io dico una cosa che è la garanzia che possiamo dare noi, che è quello di farlo con una filiera oggi non solo a livello di città governate, a livello di province o città metropolitane governate, di regione, ma anche con il governo nazionale che, come abbiamo visto oggi qui a Venezia in particolar modo, fa sinergia e soprattutto dà quelle risposte ulteriori alla popolazione che servono. Grazie a Luca Spavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo qua in studio con altra cronaca, altri servizi. Il 5 ottobre di un anno fa se ne andava a Sammy Basso, tanti momenti organizzati per ricordarlo, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in questa giornata hanno voluto rendere omaggio all'impegno di Sammy Basso. Ricordiamo il suo straordinario coraggio, la sua fede, la sua
forza e l'impegno instancabile nella ricerca e nella sensibilizzazione sulla progeria. La sua vita è stato un esempio luminoso per tutti noi che non lo dimenticheremo, ha scritto la Premier sui social. Anche il presidente Fontana ha affidato ai social il ricordo di Sammy Basso. La sua forza e il suo sorriso continuano a vivere nei nostri cuori. Il suo esempio resterà per sempre una testimonianza per tutti noi. Ed ora non so se riusciamo a collegarci subito con la nostra Marta Marangon, perché una badante ha usato la carta di credito di un'anziana, ma ci racconta tutto la nostra Marta Marangon, che la vedo sullo schermo con il colonnello Mazzanti, il comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno da Treviso. Sì, come dicevi, si tratta dell'ennesimo caso che vede protagonista una signora anziana. In questo caso si tratta di una donna di 88 anni che è ospite in una casa di riposo della città. Cosa è successo? È successo che la signora molto probabilmente aveva affidato i codici e la carta di credito alla ex badante prima quindi di andare nella casa di riposo, e la donna si è appropriata di oltre 9.000 euro. Qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Comandante, l'ennesimo caso che vede purtroppo protagonista, vittima in questo caso, una signora anziana. Sì, allora si tratta di un caso particolarmente grave, perché comunque ha riguardato un soggetto debole e quindi con una minorata difesa. Si tratta di questa 88enne che aveva probabilmente affidato la carta di credito o le era stata sottratta, questo siamo ancora nella fase degli accertamenti preliminari, per poi essere vittima di prelievi degli ammanchi. Il fatto è venuto fuori perché il suo amministratore di sostegno, un avvocato, era stato chiamato appunto dalla casa di riposo per delle difficoltà nel pagamento, e lui attraverso gli estratti bancari era riuscito appunto a rendersi conto che c'era stato diversi prelievi e soprattutto diversi acquisti fatti su siti di e-commerce. Attraverso gli accertamenti e le coordinate bancarie che lui stesso ci aveva fornito, i Carabinieri di Conegliano sono poi riusciti a risalire a questa 23enne, una caregiver, una badante sostanzialmente, che all'esito della perquisizione è stata trovata in possesso di vario materiale che corrispondeva grosso modo alla cifra asportata e a quello che era stato acquistato sui siti di e-commerce. Ecco, ora la donna è stata denunciata. Sì, la donna è stata oggetto di perquisizione delegata alla Procura di Treviso, che ha ricevuto l'informativa e quindi poi a seguito degli accertamenti ha disposto la perquisizione in casa della signora, e al momento il reato contestato è quello di l'utilizzo indebito della carta di credito o di pagamento, e poi accerteremo come era venuto in possesso di questa carta. Ecco, comandante, si tratta dell'ennesimo caso in provincia di Treviso, ma insomma vediamo ne accadono quotidianamente in tutto il Veneto, di anziani, persone anziane che vengono raggirate, che vengono truffate, che vengono derubate con i più svariati artifizi. Voi ancora una volta lanciate quindi un appello sia alle persone anziane sia a chi di loro si prende cura, proprio a prestare la massima attenzione. Sì, guardi, allora noi di questo diciamo obiettivo ne abbiamo fatto una campagna anche a livello nazionale. La difesa degli anziani e quindi delle fasce deboli è per noi un obiettivo principale, strategico. I consigli sono sempre quelli. Purtroppo oggi assistiamo anche diciamo alla problematica relativa alle persone sole, gli anziani lasciati soli, che molte volte sono affidati alle cure di persone
persone che non sono competenti, non tutte chiaramente, diciamo che è sempre meglio affidarsi a persone che provengono da associazioni o cooperative che sono formate per questo tipo di attività, e questo è un aspetto che chiaramente, proprio per la difficoltà a volte di gestire gli anziani, ci troviamo di fronte, perché le persone che li affiancano, con cui vengono spesso a contatto, non sono persone genuine e a volte possono approfittarsi di questo minorata difesa che gli anziani purtroppo hanno in considerazione della loro età. Quindi non solo i consueti appelli che tante volte abbiamo lanciato alle persone anziane a stare attente, ma anche ai loro familiari, magari ai figli che affidano il proprio genitore anziano a delle persone e non sempre purtroppo si affidano a delle persone competenti o oneste. Sì, esatto. Purtroppo diciamo che la difficoltà a volte di avere accesso anche a strutture che consentano una cura adeguata delle persone porta i parenti ad affidarsi a persone non sempre specchiate, non sempre formate e competenti, che, come dicevo, possono approfittarsi di queste persone. Ecco Daniela, da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Marta Margon, grazie anche al colonnello Mazzanti, ovviamente sempre la massima attenzione rivolta agli anziani per queste continue truffe proprio da delle persone più fragili. Ora andiamo invece in Friuli Venezia Giulia, perché a Trieste c'è stata una rapina. 2 ragazzi originari di Milano sono stati rapinati del cellulare sotto la minaccia di un coltello mentre si trovavano in macchina all'uscita del Molo 4, è quanto avvenuto appunto a Trieste. Uno dei rapinatori è stato rintracciato e denunciato. Si sono avvicinati all'automobile dei malcapitati, gli hanno fatto abbassare il finestrino, hanno puntato verso di loro un coltello e li hanno rapinati del cellulare. Il grave fatto di cronaca è avvenuto qui in Molo Quarto, sabato sera alle 21:30. Momenti di paura per 2 giovani poco più che ventenni, originari di Milano. Erano tranquilli all'interno della propria auto in Molo Quarto quando si sono trovati faccia a faccia con i rapinatori, 2 stranieri di origine tunisina, anche loro molto giovani. Ancora una volta una rapina avvenuta sotto minaccia di un coltello. Probabilmente, grazie alla scusa di una richiesta di informazioni, i 2 aggressori sono riusciti ad avvicinarsi alla vettura e farsi consegnare il cellulare. Poi sono fuggiti. Dopo aver subito la rapina, i 2 giovani si sono spostati con la macchina fino a questa zona delle Rive, esattamente davanti a Piazza dell'Unità d'Italia. Forse cercavano i loro aggressori, sta di fatto che è qui che è avvenuto l'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti hanno subito sentito la versione dei giovani rapinati, avviato le ricerche, sentiti anche alcuni testimoni che avrebbero assistito a parte della scena. D'altronde era sabato sera, dopo il concerto di Diodato in piazza Ponte Rosso. La città era piena di turisti e triestini, ma sono state le telecamere sparse in zona a contribuire alla ricerca di sospettati. Dopo la visione delle immagini, uno dei 2 cittadini tunisini, infatti, è già stato rintracciato e denunciato. Le indagini proseguono. E noi continuiamo con la cronaca, sempre a Trieste, perché c'è stato un maxi sequestro al porto da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli. Bloccati 2 container contenenti circa 900.000 confezioni di shampoo e profumi per ambienti contraffatti destinati ad una società austriaca. La spedizione era partita dal porto turco di Mersin. 900.000 confezioni di shampoo e profumatori per ambienti contraffatti destinati a una società austriaca e quanto scoperto in 2 container nel porto di Trieste da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Il maxi sequestro ha intercettato una spedizione in arrivo dal porto turco di Mersin. L'operazione ha preso le mosse da un'approfondita analisi di rischio condotta quotidianamente nel principale scalo giuliano, finalizzata a individuare i container sospetti tra le oltre 16.000 unità che transitano
settimanalmente. All'interno del primo container sono stati rinvenuti flaconi di shampoo con etichette generiche, mentre nel secondo erano nascoste 600.000 etichette adesive riportanti il logo contraffatto di un noto brand internazionale, pronte per essere applicate successivamente. Con lo shampoo sono stati sequestrati anche 147.000 profumatori falsi. La perizia dei tecnici delle aziende titolari dei marchi ha confermato la falsificazione dei prodotti destinati al mercato europeo per un valore stimato di 1 milione di euro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Trieste, prosegue con accertamenti in altri paesi per ricostruire l'intera filiera del falso. Ed ora torniamo invece nel Veneto, nel cuore di Bassano. Verranno attivati gli uffici del centro per l'impiego. Oggi la prima martellata dei lavori, ma da Veneto Lavoro arriva una conferma: questo territorio è un unicum a livello regionale, con una domanda e un'offerta di lavoro sempre molto dinamiche. Insomma, la locomotiva non si ferma. Sindaco, tre martellate non simboliche ma vere, perché si sono sentite qui nel cuore di Bassano, in un palazzo storico. Che cosa succede? Vogliamo riqualificarlo, un palazzo che era in condizioni, come ben vedete, insomma, di completo abbandono da moltissimi anni. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 1,2 milioni da parte della Regione, un altro milione ce l'abbiamo messo noi, e verrà realizzato un nuovo centro per l'impiego per tutta l'area del Bassanese, quindi un centro fondamentale per imprese, per i lavoratori, ma soprattutto andiamo a riqualificare un palazzo storico in centro a Bassano del Grappa, che creerà anche un'economia importante per tutte le attività commerciali del territorio. Quindi possiamo dire che nel cuore di Bassano batte il cuore anche di quello che è il motore di questo territorio, ovvero il lavoro. Il Veneto è lavoro, il Veneto è passione, il Veneto è impegno, e quindi Bassano del Grappa necessitava di un nuovo centro per l'impiego. Insomma, grazie alla collaborazione con Veneto Lavoro, che dal 2021 cercava spazi a Bassano del Grappa, oggi diamo una risposta concreta. Noi abbiamo sentito il sindaco, ma abbiamo anche sentito quelli che sono i dati degli ultimi tempi per quanto riguarda questo importante argomento, e ve li facciamo sentire subito. Noi abbiamo un bacino di utenti circa, come è avvenuto nel 2024, di 3.358 persone che si sono iscritte e rivolte a noi alla ricerca di una nuova occupazione. Abbiamo un bacino di imprese che sono alla ricerca di lavoratori costantemente e quotidianamente. Mancano moltissime professionalità, sia attuali che in previsione. Ciò che facciamo tutti i giorni è cercare di favorire questo incontro tra le aziende e i lavoratori, e qualora questo incontro non avvenga immediatamente attiviamo le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone, formarle rispetto alle nuove figure professionali di cui le aziende hanno bisogno, tutto all'interno di un sistema pubblico che offre dei percorsi che sono gratuiti, perché è sistema pubblico che gestiamo assieme a una rete di enti che è davvero importante nel territorio bassanese. E questa risposta dei lavoratori e delle aziende mi permette di dire che è un territorio molto significativo per il Veneto e che continua, nonostante le difficoltà, a riconvertire le persone a nuove figure e soprattutto anche a raggiungere obiettivi di sviluppo nel territorio che sono importanti per la tenuta del mercato del lavoro. Ed ora invece torniamo a parlare del sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, come ogni lunedì, dopo le imponenti mobilitazioni pro Gaza del fine settimana che hanno fermato anche il Veneto. Resta il braccio di ferro sulla legittimità dello sciopero generale di venerdì, con lo scontro tra governo garante e sindacati all'orizzonte. Però ci sono altre proteste e astensioni dal lavoro, quindi si preannuncia davvero un autunno caldissimo. Quindi vi chiediamo proprio questo: nuovi scioperi in vista per Gaza sono giusti? Se volete rispondere di sì, lo vedete in verde, 0422 1626 691. Se invece volete rispondere di no, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Potete ovviamente iniziare già da subito a votare. E noi andiamo a Treviso, perché Treviso accoglie l'invito di Papa Leone di pregare per la pace, momenti di raccoglimento nelle parrocchie della Marca. Disarmiamo le parole, è questo il messaggio del Vescovo Tomasi.
essere davvero personalmente operatori di pace, di disarmare le parole. Ecco, forse questa è la cosa che sento più importante in questo periodo. Non diamo patenti di cattiva volontà a chi la pensa diversamente da noi, attribuiamo a tutti il desiderio di arrivare alla pace, magari con strumenti diversi, impegniamoci a rispettare la dignità di ogni persona. Di fronte agli orrori della guerra, della morte e della distruzione bisogna trovare un'unica voce, quella della pace. È il messaggio che arriva da Treviso, dove le parrocchie si mobilitano con momenti di preghiera, riunendosi ogni mercoledì alle 20:30 nella chiesa di Santa Lucia. Ho richiamato ancora una volta l'invito di Papa Leone di pregare ogni giorno il rosario in questo mese di ottobre. L'11 ottobre sarà una giornata di preghiera, di digiuno per la pace. Nella piccola chiesa di Sant'Andrea il messaggio per la pace è presente sempre, dagli incontri del catechismo, per riflettere con i ragazzi su quanto sta accadendo intorno a loro, alla messa di questa domenica con l'amministrazione della Cresima. Treviso raccoglie così gli appelli, da Papa Leone al Vescovo di Gerusalemme Pizzaballa, di pregare per i tanti conflitti in corso. Certo, a Gaza, all'Ucraina, al Sudan, a tanti posti del mondo dove c'è sofferenza e morte per la cattiveria degli uomini, e la preghiera sembra uno strumento disarmato, e lo è, però muove le coscienze, mantiene viva l'attenzione. E il pensiero va a chi paga il prezzo più alto della guerra, i bambini, al centro della veglia di preghiera con la Caritas di qualche sera fa. I bambini che sono assolutamente innocenti e che, se subiscono questa violenza indicibile, porteranno ferite per tutta la vita e non saranno poi forse capaci di riconciliazione. Ognuno può essere operatore di pace in un mondo troppo violento, dice Monsignor Tomasi, un messaggio che può essere veicolato attraverso la preghiera o con le mobilitazioni nelle piazze che tanto stanno dividendo l'opinione pubblica in questi giorni di scioperi e manifestazioni. Tutto ciò che ci fa essere presenti a questo nostro tempo, a prendere posizione per una netta scelta di non violenza e di pace è benvenuto. Tutto ciò che ci divide esacerba ancora un po' quello che abbiamo nei cuori, ma del resto la divisione è, ogni volta che siamo nell'agone politico dobbiamo fare in modo che questa divisione sia però la discussione con qualcuno che la pensa diversamente da noi e non la creazione di altri nuovi nemici. Intanto sabato, in occasione della festa di San Francesco, il Vescovo Tomasi ha presieduto la messa nel Tempio di San Francesco. Durante le celebrazioni l'offerta dell'olio per la lampada votiva all'altare del Santo da parte del sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Ed ora siamo alla sanità, medici di base, carenza ormai cronica il 19 novembre con i nuovi specializzati. La situazione, dice il direttore generale dell'US 2 Francesco Benazzi, dovrebbe migliorare. La difficoltà a reperire giovani medici che ovviamente da subito vanno a prendere degli incarichi provvisori, continuo a dire provvisori perché poi ci sono delle graduatorie che potrebbero cambiare, quindi un medico potrebbe restare 3 mesi, 6 mesi, poi quando l'azienda zero manda fuori i bandi, chi ha più punteggio potrebbe prendere il medico e il posto del medico provvisorio. Un'incertezza, spiega il direttore generale, che porta i giovani medici a scegliere la continuità assistenziale nota come guardia medica. Questo per evitare il rischio di dover lavorare 6 mesi in un luogo e poi essere costretti a spostarsi. Abbiamo avuto solo 19 colleghi che hanno deciso di andare a coprire delle zone carenti. Noi ci auguriamo che a fine novembre, con ovviamente i nuovi specializzati, dovremmo avere un numero maggiore, più congruo. Fra le iniziative per ovviare a questa carenza, in accordo con l'Ordine dei Medici, sono stati contattati i giovani dottori e proposto loro delle zone. Non solo, spiega, ma si sta cercando di tenere in servizio fino a 72 anni i medici su base volontaria. La cosa importante, ribadisce Benazzi, è che nonostante tutto nel nostro territorio non ci sia nessuna persona che non sia iscritta ad un medico di famiglia, ma i disagi non mancano, soprattutto in alcune zone. Le situazioni più in crisi sono Treviso Nord, cioè i comuni che vanno in Strana Quinto, dove mancano effettivamente 2 medici e i pazienti sono costretti a spostarsi,
Asolo, da parte di Asolo, Cairano, Montebelluna, Trevigiano, dove anche qui purtroppo mancano 2 medici, adesso forse a novembre ne recupereremo un paio, e poi il Trevigiano, le aree più Canizzano, le aree più diciamo limitrofe del comune di Treviso, dove manca un medico. Entro un paio di anni speriamo di risolvere questa situazione, termina Benazzi, ed avere così un organico sufficiente a ricoprire i posti rimasti vacanti. Rimaniamo a Treviso, è appena partito dalla Chiesa Votiva di Treviso un servizio di doposcuola aperto agli studenti di elementari, medie e primi anni delle superiori, dove oltre ai compiti i ragazzi potranno anche praticare sport e frequentare laboratori per diventare dei buoni cittadini, una proposta contro l'emarginazione e la devianza giovanile. I Maranza per alcuni aspetti mi piacciono, se partiamo dagli educatori di strada, vuol dire che questi ragazzi hanno bisogno di essere incontrati per trovare una chiave di lettura e per portarli all'interno di un contesto dove possono anche loro esprimersi anche nella diversità. Andrea De Lazzari da sempre lavora a contatto con i ragazzi e anche con i progetti degli operatori di strada raggiunge quei giovani che mostrano fragilità, che possono in alcune circostanze sfociare in episodi di violenza o semplice maleducazione. I cosiddetti Maranza, che per De Lazzari, pur avendo comportamenti sbagliati, vanno conosciuti e aiutati, incontrandoli nei loro luoghi, parlando il loro linguaggio. Io credo che sia un errore abbassarsi a un livello sociale che porti diciamo queste abitudini e le rendano abitudini normali non sono, ok? Però dico che bisogna abbassarsi a dare incontro a queste problematiche, perché fino a quando li lasciamo e le ghettizziamo, allora non risolveremo mai il problema. Ognuno esprime il proprio disagio o i propri talenti o i propri difetti in vari modi. Penso che spetti al mondo dell'adulto andare a trovare quella chiave di lettura, e io dico sempre che non sarà mai possibile, non so, avvicinarsi a 100, ma ne basterebbe uno, no? Affiancare i ragazzi accogliendoli in un luogo sicuro e proponendo attività che occupino i loro pomeriggi, tenendoli lontani dalla strada e dai pericoli che possono incontrare. È uno degli obiettivi del progetto integrato di oratorio etico sportivo e dopo scuola alla Chiesa Votiva di Treviso. Insieme al servizio dei compiti i ragazzi potranno frequentare anche attività sportive. Completarlo con l'offerta sportiva. Finito lo sport si avviano anche i laboratori educativi, abbiamo il progetto Riga Dritto per insegnare il senso civico ma anche il rispetto ambientale, l'utilizzo delle risorse importanti tipo l'acqua, l'energia, e far sì che lo sport, che è una leva importantissima nell'educazione dei giovani, diventi un filo conduttore anche per farli stare in sicurezza. Le porte saranno aperte agli studenti dalle 13 alle 19 con orari modulabili per frequentare sport e laboratori, al doposcuola insomma, per diventare buoni cittadini. È un laboratorio importante, penso, per la città di Treviso, anche per dare qualche risposta sia alle famiglie in difficoltà ma anche a tutti quelli che dicono che i giovani creano dei problemi. Esatto. Io invece ritengo che i giovani non sono un problema, i giovani vanno accolti, educati, indirizzati. Miane ospiterà una serie di eventi gratuiti di musicoterapia, una disciplina scientifica che utilizza i suoni e i brani musicali per prevenire, curare o anche come attività riabilitativa dei pazienti, attività psicologica ma anche psichiatrica che conosciamo meglio nel prossimo servizio. La musicoterapia è un insieme di tecniche e metodi e attività concrete per aiutare le persone di tutte le età a stare bene attraverso un tramite molto molto piacevole che è la musica. Musica come medicina per l'anima ma anche per il corpo. Un concetto non troppo lontano dalla nostra quotidianità se pensiamo ai tanti casi di risveglio dal coma grazie alle canzoni. Ma senza andare a questi esempi estremi, basta pensare anche alla nostra quotidianità quando scegliamo apparentemente senza riflettere un brano musicale. Io posso scegliere oggi di ascoltare una canzone di musica dance per aiutarmi a riattivare, perché magari mi sento un po' stanca, allora ho bisogno di tirare un po' su tutto.
E magari ci sono momenti di vita in cui ho passato una giornata un po' troppo nervosa, con un po' troppe preoccupazioni, e allora sento il bisogno di una canzone un po' più pacata. Vibrazioni di voce o strumenti musicali come cura del corpo attraverso la mente. La musicoterapia è un ottimo supporto a tutte le terapie mediche in essere, sia per le persone anziane che per le persone disabili, o per chi magari sta affrontando un decorso oncologico, o per chi sta affrontando se stesso attraverso un percorso di psicoterapia. E per gli scettici la risposta la danno istituzioni come università e conservatori. In Veneto, ad esempio, esistono percorsi universitari e accademici, a Padova e non solo, per la musicoterapia applicata alla neurologia, con il Conservatorio Pollini che ha attivato un corso biennale di specializzazione autorizzato dal Ministero. Oppure il Conservatorio di Vicenza che offre il corso triennale di musicoterapia. Infine anche l'Accademia Filarmonica Veneta ed altre istituzioni offrono formazioni ed equip terapeutiche legate a questo ambito. Ci sono musiche rilassanti, ci sono musiche riattivanti, ci sono musiche che ci aiutano a stare di più in contatto con noi stessi e ad esplorarci nel profondo. Concetti che saranno sviluppati in una serie di incontri gratuiti rivolti a tutti, previsti dal 7 ottobre all'Auditorium Comunale di Miane. Ed è proprio da quello che ci arriva attraverso la musica che noi possiamo imparare pian piano a conoscere di più noi stessi, ad entrare in contatto con ciò che siamo per poter realizzare la vita che desideriamo. Ed ora ci spostiamo nel Padovano, perché il comune di Carmignano di Brenta capofila assieme ai comuni di Fontaniva, Gazzo, Cantorto e San Pietro Ingù ha presentato la quarta edizione del progetto Valgo Anziani Protagonisti, iniziativa che mette al centro il benessere degli over 65. Salute, socialità e partecipazione attiva, anziani protagonisti ancora una volta nell'ambito del progetto Valgo, giunto alla quarta edizione promosso dalle amministrazioni comunali di Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto e San Pietro Ingù. L'iniziativa si rivolge potenzialmente a più di 6.500 cittadini over 65, più del 20% dell'intero territorio, e nasce con l'obiettivo di promuovere il benessere fisico e mentale attraverso attività che uniscono movimento, creatività e socialità. Il progetto vede la realizzazione di molteplici attività. Alcuni comuni hanno scelto di farle singolarmente, altri invece sono attività trasversali, come ad esempio la ginnastica, il teatro, l'attività di acquagym, il ballo e molte altre attività destinate agli over 65 dei nostri comuni. Il comune di Carmignano di Brenta, ente capofila del progetto, coordina le attività con le altre municipalità. Valgo Anziani Protagonisti è un progetto che come comune di Carmignano di Brenta, comune capofila, stiamo portando avanti assieme alle municipalità di Gazzo, Grantorto, Fontaniva e San Pietro Ingù. Una sinergia importante del territorio che mette assieme tutta una serie di attività rivolte agli over 65 che nel nostro territorio rappresentano quasi il 20% della popolazione e circa 6.500 utenti. Nelle edizioni precedenti la partecipazione è stata altissima, con oltre 600 iscritti complessivi nei 5 comuni, segno della grande attenzione che i cittadini riservano a queste proposte. Ed ora ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente in studio. Linda. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Manuela Tonone, presidente dell'Associazione Amiche per la Pelle, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie. Ieri abbiamo parlato dell'Ottobre Rosa in provincia di Venezia, abbiamo visto insomma tante iniziative, dal vaporetto in rosa al bus che gira, che fra l'altro gira, ci diceva, anche nella provincia di Treviso, tante iniziative per assolutamente per aumentare la consapevolezza della gente, soprattutto delle donne, ma non solo delle donne, anche degli uomini, all'importanza della prevenzione. Ottobre Rosa, ma in realtà questa prevenzione ci deve essere sempre, tutto l'anno, diciamolo. Sempre. Diciamo che noi come Associazione Amiche per la Pelle, come ogni anno, abbiamo un calendario bello fisso, bello pieno di iniziative. Abbiamo iniziato sabato con Amiche Porte Aperte. Guarda, io stamattina ho fatto anch'io la mia visita oncologica col dottor Salvagno. Domani avremo il dottor Nicola Balestrieri con visite, abbiamo una trentina di ragazze che fanno la visita, a volte anche la prima visita senologica. Appunto abbiamo messo under 40, quindi
le signore, le ragazze che non hanno mai fatto la prevenzione, e abbiamo molte ragazze di 20 anni, dai 20 anni in su, perché dico sempre, magari una bella visita con l'ecografia, però è bene farla dai 20 anni. Ecco Manuela, una delle cose insomma, che abbiamo tentato di sottolineare anche ieri era questa. Di solito lo screening lo fanno insomma, le donne di una certa età, ovviamente dai 45 in poi è gratuito lo screening, però l'importanza adesso è di fare una visita anche per le giovani, per le giovani dai 20 anni in su, perché insomma abbiamo visto purtroppo questa patologia colpisce anche ragazze giovani. Molto, e noi ne siamo la prova, perché a breve avremo il calendario e quindi come ogni anno vedremo delle signore in età tipo me così, molto più giovani, però abbiamo sempre le nostre ragazze di 20, 25, 30 anni. E qui per trovare a 20, 25, 30 anni, perché non pensi che ci sia un problema a quell'età lì, bisogna essere molto attente anche nel sentirsi di fare l'autopalpazione, ma soprattutto nel dire, ho 20 anni, ho 25 anni, faccio la prima visita. Ecco, la domanda però che si fanno molte giovani, tutti dicono bisogna fare l'autopalpazione, però magari qualcuno non sa esattamente come si fa, ci sono proprio delle persone che spiegano poi? Sì, ci sono, ma ci sono secondo me anche su qualsiasi, guardando anche su Google uno trova il momento sotto la doccia, in un certo periodo del mese, quando magari non si è sotto il ciclo, perché comunque il seno è più grosso, però faccio l'esempio sempre mio. Io non avevo nessuna, né cisti né niente, il mio era un tumore diciamo sui condotti galatofori, quindi io non avrei mai visto nulla e mai sentito nulla, perché si vede solamente con gli esami, in questo caso con la mammografia o con l'ecografia, e quindi va bene l'autopalpazione, però ci vuole anche, e come diciamo sempre, l'ecografia al di sotto insomma, dei 40 anni, perché la mammella è più densa e quindi la mammografia diciamo, non te la fanno se non c'è evidenza di problema. Ecco, questo è un po'. Però insomma, cercare un senologo che ha la mano allenata e con un'ecografia già vede benissimo, diciamo che è cosa buona e giusta. E da qui l'importanza di queste giornate. Certo. Noi ci stavi raccontando. Certo, guarda, proprio domani facciamo una trentina di visite e ringrazio, guarda, non faccio pubblicità, ma sono dei ragazzi stati bravissimi. Abbiamo fatto un evento a giugno che si chiamava Full Pipe Rock Festival, e poi anche le ragazze dell'Harley di Treviso, Women's Harley, come non mi ricordo mai il nome, mi diranno. E loro hanno fatto una donazione a noi per poter fare almeno una decina, ne facciamo 30 visite domani e quindi siamo anche molto contente. Poi abbiamo, sempre in settimana, una settimana bella piena, la cena della poesia, perché l'associazione fa parte del comitato, diciamo, di Auderzo, c'è la settimana della poesia premio Mario Bernardi, e noi come ogni anno facciamo il nostro evento. Abbiamo poi sabato le visite ginecologiche di prevenzione, anche qui abbiamo una dottoressa che viene ogni mese, quindi non è solo questo mese, l'importanza è farlo sempre. Le pazienti oncologiche hanno comunque, tra virgolette, obbligo, insomma è raccomandato loro di fare almeno una volta all'anno la visita ginecologica di controllo, perché le terapie che si assumono possono dare dei problemi. Poi abbiamo il nostro dottor Casteller martedì, poi quest'anno abbiamo messo anche consulenze di chirurgia estetica e ricostruttiva, perché guarda, sono stata ospite 10 giorni fa a un congresso medico al BHR organizzato qui dall'ULS, dal dottor Pavanello di Cornegliano, e si intitolava Chirurgia è arte, e si è parlato tantissimo di bellezza, perché dopo la malattia, perché comunque dopo un periodo impegnativo, difficile, in cui ti vedi magari giù, triste e brutta, c'è bisogno di bellezza, e la bellezza, non l'ho detto io, salverà il mondo, però è vero. Poi abbiamo qui, guarda, il 30 e il 31 abbiamo i nostri corsi di trucco, consulenze e corsi di trucco, che sono sempre molto partecipati e
danno una bella carica, perché anche sapersi valorizzare aiuta, specialmente nella malattia. È un programma davvero ricco questo. Sì, ma mi manca da dirti questo qua, ma ci torno. Ecco, abbiamo il peso delle tette, vedete, molto bello, il 30 di ottobre. Abbiamo questo spettacolo, è una stand-up comedy, una commedia tragicomica su proprio Federica Ruggero, che è una paziente che racconta un po' la sua storia usando anche l'ironia, diciamo, e fa pensare. La cosa che insomma fa pensare, ma in maniera positiva, è che proprio lo abbiamo visto proprio nel corso delle nostre edizioni, è che proprio queste donne che comunque sono state colpite da questa malattia poi hanno parlato di questa malattia, lo hanno fatto in tutte le maniere, chi con un programma, chi con uno spettacolo, e questo è davvero positivo. È positivo perché più se ne parla. Io, tornando sempre ai nostri discorsi, 15 anni fa era il brutto male, adesso si parla tantissimo di tumore al seno, ma anche tra gli uomini senza nessun problema, anche perché gli uomini hanno più bisogno a volte di essere accompagnati a fare loro la prevenzione, perché sono sempre un po' più restii. Noi bene o male ne parliamo ed è bene parlarne. Ed è aumentata la consapevolezza delle donne. Assolutamente, però se mi permetti io qua ho portato tante cose. Allora, questo è il nostro nuovo progetto Amica Mia, con la nuova anche immagine. Una cosa di cui non pensavo ci fosse così bisogno è allora noi facciamo questo progetto, cos'è? Occuparsi della parte ginecologica delle donne, e siamo partiti con donne che hanno avuto il problema del tumore al seno, che assumono, che hanno, diciamo, sono in terapia farmacologica, e quindi c'è un problema a livello vaginale, ginecologico, molto importante, di dolore, di secchezza e tutto, anche se è ora di pranzo lo dico tranquillamente perché è un problema che purtroppo affligge molte donne. Però credetemi, non pensavamo di trovare così tanta necessità nelle ragazze. Abbiamo ragazze da tutta la provincia di 20-25 anni che hanno problemi a livello ginecologico, ma molto importanti, e diciamo con questi trattamenti che facciamo noi, ossigeno, ozonoterapia, e elettroporazione e radiofrequenza, riusciamo a risolvere o perlomeno alleviare di molto. Cioè ragazzine di 20 anni che le vedo entrare mi fanno, ma veramente, credimi, non è la signora di 50 anni che è in menopausa o di 60, ragazzine che hanno problemi a livello ginecologico. E io voglio parlarne in televisione per dire, ragazze, c'è la soluzione, c'è, non è un miracolo questo, veramente è un trattamento che aiuta tantissimo. Ecco, quindi a volte fanno fatica ad approcciarsi anche con il ragazzo, insomma è l'età più bella e conta tantissimo anche quello. E quindi mi sono permessa di... E ve lo rifaccio vedere, voi se andate sulla nostra pagina Facebook, sul sito trovate tutto. Noi parliamo di Ottobre Rosa perché è la prevenzione per le donne, però prima lo accennavi anche tu, Ottobre Rosa ma anche prevenzione per gli uomini. Certo, di solito è novembre, il mese degli uomini, però anche gli uomini si devono ricordare di fare i loro esami del sangue, però per esempio il PSA conta. Fin lì non conta del tutto. Io ho sempre sentito i medici urologi che dicevano che conta, può essere, se è sballato può essere, come può essere che il PSA sia a posto, però il problema ci sia. Quindi, e anche i signori uomini dai 45 ai 50 anni è bene che pensino anche loro a fare prevenzione, e adesso poi ci saranno a breve, magari se avrai ospite il nostro dottore ti dirà, ci sono anche nuovi esami che stanno uscendo, come il test, sai che noi abbiamo anche diciamo, chiamiamola esclusiva per il test genomico per le donne che fanno che sono state operate di tumore al seno, che possono sapere in anticipo se faranno o meno, se dovranno fare o meno la chemioterapia. Anche questa è una cosa che fino a un po' di anni fa non c'era ed è molto importante. O comunque il test ti dice se
per forza di cose la devi fare, perché finché non c'era la facevi, perché comunque queste sono le indicazioni. Adesso diciamo c'è maggior consapevolezza, ecco, se serve o meno. Tanti passi ne sono stati fatti, non solo a livello scientifico, a livello di ricerca, a livello di iniziative, tanti ce ne sono ancora da fare, ma se tu hai qualche dato, questa patologia sta colpendo ancora tante donne, oppure grazie a tutto questo si riesce a arginare un po' la... Allora, quello che vedo io da anni è che l'età si è abbassata molto. E questo non è un dato positivo? E non è un dato positivo, però si guarisce anche molto. Guarda, io vengo da stamattina, ero in sede, è venuta una nostra paziente, Lida, che ti saluto, che è venuta a salutarmi perché dopo aver fatto il suo percorso stamattina ha visto il nostro dottore e purtroppo deve fare un altro interventino. Magari non è la stessa cosa, succede, però noi che abbiamo già passato ci teniamo sempre sotto controllo, quindi lei farà il suo piccolo interventino, non succederà niente perché l'ha preso all'inizio, hai capito, nonostante ha fatto anche lei tutto il suo percorso. E quindi dico, una volta che purtroppo siamo entrate in questo cerchio, siamo super controllate e per fortuna, e ringraziamo, ecco, diciamo che ci sono i controlli e tutto, però per le giovani si parte sempre da qua, bisogna fare prevenzione e farla presto. Ecco, si è abbassata un po' l'età dai 50 ai 45 anni da poco, però secondo voi sarebbe magari opportuno abbassarla ancora di più questa età, oppure secondo voi insomma ai 45 l'età? Allora, per quello che posso dire io, mi piacerebbe in un mondo perfetto poter dire che la ragazza che deve fare un controllo al seno possa fare una ecografia diciamo di routine, non so, dai 25 anni, una visita con un'ecografia, perché comunque è inutile far fare, come dicevo prima, la mammografia, perché non serve farla in giovane età. Però poter dire sì, se voglio fare prevenzione la posso fare, e quindi hai capito? Perché questo appunto, il fatto che si sta abbassando l'età, esatto, fa pensare questo. Lo so. Ma c'è avete pensato, insomma, voi che siete dentro a questo, qual è il motivo per cui si abbassa l'età? Secondo me, cioè non lo devo dire io, perché è il mangiare, è l'aria, l'inquinamento, io dico sempre, quando il dottor Ballestieri dice che in Giappone le donne hanno molta meno incidenza di noi, probabilmente è lo stile di vita, non lo so, però una donna giapponese che viene portata qui da noi, specialmente qui nel nord-est, so che è la zona, diciamo, con più incidenza d'Italia. Probabilmente tutte le fabbriche che abbiamo, anche quello può essere. Ci sono altre zone in Italia dove colpisce meno. Una donna giapponese portata qui da noi purtroppo poi ha le stesse probabilità nostre, quindi è un po', questo progresso fa tante cose, però porta anche tante, diciamo, un po' cose negative, ma insomma anche positive, perché possiamo farcela, ecco. Allora, torniamo a parlare dell'Ottobre Rosa, tante iniziative, se qualcuno volesse partecipare come può? Basta che guardi. Parliamo prima degli screening, che sono importanti, le visite, i controlli. Beh, allora io dico a tutte le donne, assolutamente, a chi arriva all'elettrina a casa dell'ULSS, di rispondere e andarci, assolutamente, perché c'è ancora qualcuno, io vedo signore che a 50 anni non hanno mai fatto una visita, magari con le amiche, ma... E succede a volte anche chi ha avuto un'amica, una sorella che ha avuto il problema, hanno paura di... E se mi trova qualcosa? E, cioè, c'è ancora questa cultura? C'è ancora, poco, però io ne vedo ancora. E quindi no, ragazze, è inutile mettere la testa sotto la sabbia, perché tanto se c'è qualcosa c'è. È meglio vedere presto e sapere, insomma, che si può... Ci sono tanti mezzi adesso, quindi si può guarire assolutamente. Quindi, oltre a rispondere all'ULSS, grazie insomma, alle vostre iniziative, anche
Noi abbiamo proprio scelto di fare per ragazze, guarda, ci sono state tante anche ragazze seguite o comunque chi ha già il problema, abbiamo detto no, guarda no, tu sei già seguita dall'ULSS, sei già diciamo in un circuito diciamo privilegiato perché comunque i tuoi controlli li fai, abbiamo scelto di dare il posto a tutte ragazze che non hanno mai fatto. Ecco. E le ragazze hanno risposto? Assolutamente sì, ma ci sono tantissime ragazze figlie di nostre pazienti che vengono perché insomma vedono in casa la mamma e quindi... Ecco, però magari insomma l'importanza è anche a chi non ha fortunatamente avuto questa problematica di comunque controllarsi, di venire, di fare... Sì, assolutamente sì, perché il seno è sempre una parte importante. Quel giorno del congresso dicevo che allora se parliamo di tumore assolutamente ogni tipo di tumore è brutto, poi ce ne sono di quelli che sappiamo che purtroppo sono più difficili, però il seno nella donna è tanto importante perché il seno è la maternità, la femminilità, è la sessualità e quindi rappresenta tante cose sia nella donna che nell'uomo che ha vicino e quindi sapere che una donna è operata al seno, io vedo tante ragazze che a volte magari da giovani poi hanno qualche problema magari di approccio con il partner, però per fortuna anche la chirurgia si è molto evoluta, la chirurgia estetica ancora di più e quindi abbiamo la possibilità di riavere, ecco la parola di prima, la nostra bellezza, perché anche di quello abbiamo bisogno. Ecco. Iniziativa adesso, progetti futuri? Perché ce ne sono. Ce ne sono, ecco. Ma verremo un po' più avanti. Beh, magari qualcosa No, ci sono tante cose belle, ma verrò a trovarti più avanti. Quindi insomma l'appello è quello, insomma, di venire questo ottobre rosa, noi lo diciamo sempre e ne abbiamo parlato anche ieri, si parla dell'ottobre rosa, quindi tante donne cominciano magari a muoversi, però l'importanza è quella di non fermarsi a ottobre, perché poi la prevenzione è fondamentale in tutto l'anno e questo va detto perché purtroppo poi magari c'è qualcuno che dice vabbè faccio ottobre poi ne riparleremo. No, assolutamente, ogni mese è buono. Poi, spoiler, noi abbiamo il mese prossimo il calendario, quindi vengo a trovarti con il calendario. Questo di novembre? Mese di novembre, sì. Sempre per prevenzione, per le donne? Il calendario a noi è un veicolo molto importante per farci conoscere, per far conoscere l'associazione, però soprattutto ci serve per fare raccolta fondi, per poter fare i progetti tipo questo a un prezzo cioè non è un prezzo, è un contributo che la paziente dà perché noi i macchinari li dobbiamo pagare purtroppo, facciamo dei finanziamenti per poter prendere questi macchinari, però credimi è stato un investimento che io personalmente non pensavo fosse così importante, perché abbiamo visto proprio la necessità, ringrazio Eiga, la nostra fisioterapista che veramente si sta dando anima e corpo, da poco abbiamo inserito anche una operatrice olistica che fa Reiki e cranio sacrale, ecco, tra le varie cose, proprio per cercare il benessere, per cercare di stare meglio, perché già la vita è una corsa tutti i giorni, quindi abbiamo bisogno di avere cose belle. Ti ricordo sempre che le 3 parole che abbiamo quando uno entra in associazione trova la scritta solo cose belle, ecco, e abbiamo bisogno di questo. Nell'associazione avete messo questa... Solo cose belle, sì, e chi entra si fa la foto, sì, veramente, molto bello. Allora, insomma, per chiudere, insomma, questa pagina che è importantissima perché ne abbiamo parlato davvero tanto, ma è sempre poco, perché molte volte si tralasciano delle cose importanti come questa della prevenzione. Le abbiamo detto, purtroppo abbiamo sentito anche dall'ULSS, non tutte le donne rispondono alle chiamate dell'ULSS, qualcuno magari vede l'appuntamento e mi dice ma sì, non importa. Poi succede, adesso non lo so bene, ma un meccanismo che se tu non rispondi dopo ti cancellano, cioè non arriva ancora, non so se è la prima o la seconda volta, giustamente, magari non è così, però a volte so che... Com'è possibile? Cioè,
È possibile in qualche maniera cercare di coinvolgere maggiormente le donne anche da parte dell'ULSS? Perché magari arrivano queste lettere, qualcuno dice vabbè... Beh, ma guarda, sono bravi perché loro mandano la loro lettera, è che a volte uno è un po' preso dalle sue cose, sì, la prendo, la guardo, poi passa magari il giorno, hai capito, e ti dimentichi che dopo dovresti chiamare, ma so che chiamando sono... Certo. Magari a volte sono un attimo in ritardo, può essere, però voglio dire chi fa il servizio di screening lo fa, insomma, ecco, molto bene. Anche a Motta, guarda, vi posso dire, conosco bene la realtà di Motta, c'è un ospedale che funziona molto bene. Insomma, l'appello è quello di non tralasciare queste cose perché sono fondamentali più di qualsiasi altra cosa, perché la salute è importante, certo. Tutto, e quindi insomma quando arrivano queste chiamate oppure insomma approfittare, oppure prendere, se si è giovani, prendere e ormai è vecchia come il cucco, ma dico sempre facciamo meno di un paio di scarpe e andiamo a fare una visita di prevenzione. Ecco, vogliamo ricordare prima di chiudere l'iniziativa, quella di domani, giusto? Domani abbiamo le visite, sì, domani ecco. alle 7 abbiamo le visite di prevenzione, abbiamo già tutto pieno, ma pienissimo, però insomma ne faremo ancora. Ci saranno altre giornate? Ci saranno altre giornate perché non abbiamo esaurito tutte le richieste e continuano ad arrivare, però abbiamo diciamo chiuso tutto in brevissimo tempo. Io ringrazio davvero Manuela Tonone, sono fondamentali queste informazioni, queste notizie, sapete che potete rivolgervi all'Associazione Amiche per la Pelle o potete contattare il loro sito. Grazie davvero. Grazie a tutti. Io vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Rosanna Conte della Lega, Gian Antonio Darel, Liga Veneta Repubblica, Roberto Rigoni Stern, Forza Italia e poi Paolo Galeani, Partito Democratico. In prima serata la nostra trasmissione Ring, avete visto il nostro sondaggio, nuovi scioperi in vista per Gaza sono giusti, potete ovviamente iniziare a votare già da subito, l'esito di questo sondaggio nel corso di questa trasmissione. A me non rimane che salutarvi, ringraziare Mattia Pizzaia e Tony Paul che ci hanno seguito dalla regia e darvi appuntamento per la prima edizione per domani. Grazie, arrivederci.